sicuramente avrà un valore anche emozionale, ecco. Sì, io penso più al Venezia in generale che in questo momento a quello che è un po' il mio passato nella Roma. Abbiamo voglia di dare continuità prima di tutto alle prestazioni e credo che la squadra stia lavorando in questo momento nella giusta direzione. Mi aspetto come sempre delle risposte importanti, ma credo che il percorso che stiamo iniziando, anche attraverso un lavoro continuo che non sia solo di campo, ma anche a livello mentale, psicologico, di tenuta durante la gara, la vorrei rivedere in maniera continua anche a Roma. E per quanto riguarda i giocatori, recupera qualcuno? Ci sarà qualche defezione? No, Come sta la squadra, insomma? Caviglia che rientra dalla squalifica, è un giocatore che è a disposizione, abbiamo qualche dubbio su Yeboah che ha avuto un piccolo problemino, ma speriamo di recuperarlo per domani, lo valuteremo principalmente domattina, ma in generale i convocati sono quelli della partita precedente. Ecco, lei la scorsa volta, non le chiedo la formazione perché tanto so che non me la darebbe, ma aveva fatto degli accorgimenti tecnici contro il Genoa e si sono visti gli effetti. Pensa che li riproporrà con la Roma? E non possiamo dare vantaggio agli altri, dico. No, invece farò qualcosa di diverso, sempre, perché secondo me preparare le partite è importante avere sempre delle strategie differenti durante ogni gara, ma al di là della battuta è ovvio che non è la stessa partita col Genoa, non è lo stesso contesto della partita col Genoa, per quello gli accorgimenti sono differenti. Io quello su cui punto e dobbiamo dare continuità, come dicevo prima, agli atteggiamenti e ai comportamenti che devono essere quelli visti col Genoa prima di tutto. Poi dal punto di vista tecnico-tattico ci saranno sempre delle variazioni perché ogni squadra e ogni partita ha sempre una sua storia, ci sono partite dentro le partite, per quello dobbiamo essere bravi a capire che ci saranno momenti in cui potremmo avere il pallino del gioco, altri come può essere possibile a Roma dove ce l'avranno gli altri, per quello dobbiamo essere bravi a interpretare al meglio tutte queste situazioni. Che tipo di partita si aspetta da parte della Roma di Juric? Ma aggressiva, uomo contro uomo, già si è visto un po' di cambiamento rispetto alla Roma di Daniele De Rossi, come principi proprio di gioco e anche come ricerca di aggressività. Normale che una squadra che viene da più partite, non so, credo che farà un po' di turnover, c'è qualche giocatore acciaccato, me lo aspetto, avendo anch'io vissuto la settimana dove si fanno 3 partite continuative, ti aspetti sempre qualche cambiamento dal punto di vista degli interpreti, non credo della mentalità. Si aspetta un Dybala in meno, spera che non giochi? Diciamo che Dybala è un giocatore che fa la differenza. Se giochi o non giochi, non posso sperare in questo, ma devo valutare e cercare di dar forza ai miei giocatori più che pensare alle defezioni degli altri. È ovvio che poi in base ai giocatori che tu avrai di fronte, ognuno lavorerà in una certa direzione.